Dopo 4 decenni di lavoro nella magistratura, va in pensione il procuratore aggiunto di Venezia Carlo Nordio, che ha compiuto nei giorni scorsi 70 anni e deve quindi lasciare l'incarico per raggiunti limiti di età. Tra i protagonisti della stagione di Tangentopoli e in tempi più recenti titolare dell'inchiesta sul Mose, il magistrato trevigiano fu anche tra i primi a indagare sulle Brigate Rosse in Veneto. Se ne va dalla magistratura veneta un magistrato che ha fatto grande questa regione, un magistrato che ha saputo essere rigoroso ma anche rispettoso, un uomo di cultura che ha saputo anche molto spesso dare delle letture, anche a volte controcorrente, dei fatti che accadevano. Io però mi rifiuto di pensare che il dottor Nordio passi alla pensione, farà sicuramente qualcos'altro e terrà alto l'onore dei veneti. Da poche ore la Procura di Venezia è dunque retta dal procuratore aggiunto Adelchi D'Ippolito, in attesa che il CSM nomini 2 nuovi magistrati che dovranno prendere definitivamente il posto di Nordio e dell'ex procuratore capo Luigi Del Pino, a sua volta andato in pensione il mese scorso. La Procura veneziana si trova quindi pesantemente sotto organico. Rinunciare a professionisti del massimo livello è ancora in ottima forma, soltanto perché obbligati da una legge, commenta il governatore Luca Zaia, è qualcosa che dà da pensare. Io non condivido questa livella che lascia a casa professionisti come il dottor Nordio, che ha dimostrato il suo valore.